Mo viene Pasqua e viene mi pesca e metto un mazzo in allevera fresca, ma il picnic voi lo andate a fare? E che vi portate? Che pizze vi portate al picnic di Pasquetta? Ma vi faccio fare impasto, ambressa, un bisciù. Ma questo qua non è l'impasto per il tortano, per la pizza chieno, questo è un impasto unico, un po' rustico, che lo potete usare, è multitasche, è multimpasto, lo potete usare per fare la pizza chiena, la pizza salsiccia e friarielli, la pizza di scarole, un casatiello un po' più sfogliatello, un po' più rustico. Volete fare per voi? Chiamiamo, non ce n'è. In planetaria, mezzo litro di latte, 3 uova, una pezzetta di lievito di birra fresco, 25 grammi e facciamo la prima mescolata a velocità 1. Adesso aggiungiamo 200 grammi di burro fuso oppure 150 ml di olio di semi di girasole. Da una botte 1 chilo di farina, io ho preso la nuvola, così viene un impasto sofficissimo e altissimo, farina nuvola. Adesso in planetaria a velocità 2 almeno 15 minuti. La femmina è rimasta sotto la botte impressionata, da una botte 20 grammi di sale e 15 grammi di zucchero in planetaria e facciamo lavorare altri 10 minuti. Ecco qua, mo un po' di olio tra le mani e vi prendete tutto l'impasto dall'impastatrice. Ovviamente chi lo fa a mano, lo fa pure a mano, se lo lavora bene bene a mano. Ecco qua. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fate una bella croce, perché dovete sapere che si faceva la croce sul pane perché ritenevano che fosse stata magia la lievitazione, senza sapere che la lievitazione avviene naturalmente. Eccolo qua. Fino al raddoppio del volume, in un luogo asciutto e non ventilato, mi raccomando. Deve fare bebè. Eccolo qua ragazzi, dopo circa 2 ore e mezza è raddoppiato di volume. Ecco, ma adoro. Allora, questo impasto qui adesso lo blocco e lo metto nel frigo. Domani mattina, un paio d'ore prima che mi serve, lo caccio e lo faccio lievitare un altro po'. Potete anche dividerlo in panetti e metterlo nel freezer. Mi raccomando però, se lo cacciate almeno 24 ore prima. Freezer, frigorifero. E poi un altro paio d'ore a temperatura ambiente. E vedete che sa buffa. E se questo impasto vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti. Con l'impasto di ieri, oggi facciamo una bella pizza di scarole e una torta pasqualina. Che ne dite? Avete fare pure voi? E già, via di carta e penna e venite a presa a me. La pizza di scarole, aglio, olio, uvetta e pinoli e facciamo soffriggere. Uniamo le scarole che già avevo lettate insieme alle olive. Mettiamo un po' di sale e facciamo cuocere 10 minuti. La torta pasqualina, olio, cipolla e le bietole che avevo già lessato prima e la facciamo insaporire con un po' di sale, giusto 10 minuti. Questo è l'impasto che ho preparato ieri, vedete? Adesso un po' di farina sul piano di lavoro, lo togliamo dalla scodella e lo iniziamo a preparare per fare le pizze che vi ho detto. Per le 2 pizze che vi ho detto, dividete l'impasto e formate 4 palline così. Ecco qua, vedete? Siamo pronti. Adesso prendete 2 rutelli, questi qua sono 24 cm e iniziamo a stendere i panetti. Levatevi un po' i rutelli con un po' di olio, lo sciorignate turno. Siamo pronti adesso per fare la prima pizza.
Ecco qua, vedete? Guardate questo impasto, ragazzi, è bellissimo. Non si piega, non si spezza, non si rompe, non si buca. È perfetto. 1 e 2. Facciamo prima la pizza di scarole, vedete? Ecco qua. Piace, nella pizza di scarole ci mettete un po' di parmigiano e un po' di provola, se volete anche un'acciuga salata, una liscia per i voi. A me non mi piace, quindi se ci volete mettere, ce la mettete. Adesso passiamo alla torta pasqualina, ricotta, uova, dipende poi sempre da quante persone siete. Queste sono 250 grammi di ricotta, un uovo e iniziamo a mescolare. Uova e un po' di parmigiano. Nella ricotta e nell'uovo e parmigiano inserisco le bietole che avevo soffritto prima con un po' di cipollina. Adesso mischio tutto, ricotta e bietole. Ecco qua. Adesso verso nel vuoto che avevo già steso l'impasto metà di ricotta e bietole e me lo sistemo così con le mani. Aggiungo uova sode, ecco qua, guardate. Adesso ci metto il resto del miscafrancesco che avevo fatto prima, ecco qua, e chiudiamo bene. Chiudere, ragazzi, io tenevo un po' di formaggio Belgrader che adoro, ce lo metto sopra. Se a voi non vi piace non ce lo mettete. Qua adesso andiamo a chiudere la prima pizza, quella là pasqualina. Ecco, adesso chiudiamo la pizza di scarole, guardate. Mi raccomando, che con le punte delle dita chiudetevi bene i bordi. Adesso con una forchetta pungete tutta la pasta perché sennò si abboffa troppo assai. Ecco qua. Fate tutto questo, accendetevi il forno a 170 gradi. Giusto al centro facetevi un burtusiello, vedete, così, un piccolo buco. Così sfiata. Allora ragazzi, le pizze sono pronte, eccola qua, questa è quella là di scarole, vedete? Mamma mia, che profumo! E questa è quella là pasqualina, che ci ho messo anche quel bel formaggio cremoso. Questo impasto e queste pizze vi sono piaciute, scrivetemi nei commenti.